La Regione deve assolutamente dare di più sul tema delle borse di studio, sul tema della garanzia dei trasporti. Abbiamo toccato oggi il tema dei trasporti, si è auspicato da più parti il tema del biglietto unico, se ne parla tantissimo, ma ritengo che sia uno dei temi importanti per garantire una maggiore libertà di movimento, non soltanto dei giovani ma di tutti, affrontare questo tema. Parte dall'Università di Padova e dai giovani la maratona elettorale del candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manildo, che da qui alle prossime settimane incontrerà anche imprenditori e amministratori locali. Una campagna, la definisce il diretto interessato, casa per casa, azienda per azienda. Nella città del Santo, quindi, la prima uscita ufficiale dell'ex sindaco di Treviso, che nel presentarsi utilizza un aggettivo più di altri. Moderato è una persona che ha delle idee ben salde, ha anche una tenacia e uno spirito forte per perseguirle, ma ha un atteggiamento di ascolto e di dialogo anche su idee diverse dalle proprie e non parte da preconcetti o pregiudizi. Per me questo vuol dire essere moderato e penso che sia un punto di forza all'interno della coalizione anche per parlare al Veneto. Ma un conto è parlare ai veneti, un altro il dialogo interno tra le forze della coalizione. Su questo Manildo rivendica mani libere e lo fa anche guardando a una possibile giunta. Non ho ricevuto limiti, ho ribadito dall'inizio la mia autonomia decisionale ascoltando tutti, quindi il tema di una futura squadra sarà legato alla competenza, legato alla valorizzazione del percorso fatto, quindi non ho ricevuto vincoli o imposizioni, siamo proprio costruttivi in modo positivo. Costruttivo anche il confronto con Azione, prevale la fiducia su un imminente apparentamento che strizza l'occhio in maniera evidente proprio all'elettorato moderato. È una questione che dovremo definire proprio nei prossimi giorni. Io mi auguro che ci possa essere questa adesione. Naturalmente sono adesioni di carattere programmatico, si decide da che parte stare, se si ha una visione comune, se si hanno dei programmi comuni. Sono confidente che si possa ulteriormente allargare la nostra coalizione.